Sicuramente i numeri non sono più gli stessi di qualche anno fa, l'emergenza sembra essere terminata, ma non vuol dire che dalla Tunisia e dalla Libia non arrivi più nessuno. Al contrario, sulla più grande delle Pelagie si registrano approdi di piccole imbarcazioni, con pochi migranti a bordo sempre più costanti. Gommoni e barchini che a cadenza settimanale ed a volte giornaliera riescono a raggiungere le spiagge dell'isola, emblema dell'emergenza immigrazione. Alla lanciare l'allarme il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Qui si sbarca ogni giorno, nessuno ne parla, ma si continua ad arrivare e per noi se sbarcano qui non cambia nulla. Il sindaco sottolinea la chiusura del servizio di emergenza sbarchi nella locale guardia medica. Questa decisione comporta una riduzione del personale con ripercussioni sia sull'erogazione dei servizi che per l'attività degli operatori che devono comunque assicurare assistenza 24 ore su 24 sia ai migranti che alla popolazione locale. Non si comprende il motivo, dice sempre Totò Martello, di questa assurda decisione che crea inevitabili disagi. L'isola delle Pelagie funge da termometro dell'emergenza immigrazione in Italia. Quando si accentua il numero degli sbarchi è qui che la situazione rischia subito di precipitare. Allo stesso modo, quando tutto si attenua, a Lampedusa si torna a respirare. Attualmente la fotografia del contesto lampedusano rispecchia fedelmente l'andamento del fenomeno a livello nazionale. Sbarchi diminuiti ma non del tutto azzerati, emergenza ridimensionata ma non del tutto passata. Ed i lampedusani adesso, mentre i fari puntati sull'isola sono sempre di meno, chiedono di non essere dimenticati e di non dimenticare a sua volta questo lembo d'Africa che costituisce la porta d'ingresso d'Europa.